mesti rintocchi delle campane nel Duomo in pieno centro e un cuscino di garofani rossi, il simbolo della passione politica. Così Castelfranco Veneto ha reso il suo estremo saluto a Bruno Marchetti, ex presidente del Consiglio regionale ed ex sindaco della città del Giorgione, morto a 73 anni nella notte tra martedì e mercoledì. A lutto i gonfaloni della regione e del comune e attorno al feretro i fratelli e i nipoti, ma anche gli amministratori e i politici di oggi e di ieri. Vi porto il ricordo di un uomo dalla grande rettitudine morale, di una grande levatura politica. Nella chiesa gremita il ritratto di un concittadino illustre e sempre attento al suo territorio. Si è messo dentro la politica certamente perché gli piaceva, perché non era solo ma con amici e condivideva idee e progetti, ma si è messo dentro anche per rendersi utile. Per 3 mandati sui banchi dell'Assemblea regionale, per un triennio sullo scranno più alto del municipio. Ha dedicato tempo e cuore alla vita pubblica, ai problemi sociali, alla promozione del bene comune. Un uomo che sarà commemorato in un prossimo evento. La figura di Bruno Marchetti, per quello che ha dato e per quello che ci ha insegnato, merita sicuramente di organizzare qualche appuntamento, qualche avvenimento per far tesoro degli insegnamenti che ci ha lasciato.